salutiamo Chiara che è tornata all'ovile. Dove sono spariti in questo tempo? Sono tutti i bambini preoccupati. Allora, intanto un saluto a tutti, un buongiorno a tutti. Darei il bollettino, poi alcune informazioni che sono utili per tutta la partita del coronavirus. Il totale di tamponi sono 1.416.984, quindi sì, 9,48, grazie, ho letto il numero al contrario, grazie. Vi do sempre questo dato che il numero dei positivi è aumentato, come vedete, perché alla mia destra ci sono quelli del 18 maggio e alla mia sinistra ci sono i 21.534. Queste sono le due tabelle, diciamo, con i positivi. Sostanzialmente dal 18 maggio ad oggi, che sono sostanzialmente 90 giorni, abbiamo 2.584 positivi in più. Questo, continuo a dirlo, è in merito al fatto che noi cerchiamo, tanto è vero che vedete che abbiamo 1.400.000 tamponi. Se non fai i tamponi non trovi i positivi, qualcuno ancora non l'ha capito in giro per l'Italia. Ma l'isolamento, in isolamento il 18 maggio avevamo 3.870 persone, oggi ne abbiamo 6.565. Anche qui, se vedete, questo numero è sostanzialmente quasi doppio rispetto a 90 giorni fa. Qui si è accelerato molto con la macchina della sanità pubblica, nel senso che noi mettiamo in isolamento persone che non sono solo i contatti ultra stretti, cioè i familiari e gli amici, ma si va a fare anche una ricerca con contact tracing molto più importante rispetto al passato. I dimessi ovviamente sono aumentati, nel senso che il 18 maggio avevamo 3.187, oggi ne abbiamo 600 in più, ovvero 3.808. Ma i ricoverati, io vi riporto sempre questo dato, magari la prossima volta evito ancora di parlarvi del 18 maggio, ma per dare una dimensione, questi erano i ricoverati al 18 maggio. Noi eravamo passati dalla punta dei 2.300 ricoverati a poi a questo dato dei 118 di oggi. Peraltro dei 118 solo 35 sono positivi. La terapia intensiva in Veneto, in tutto il Veneto, il 18 maggio avevamo ancora residualmente 51 persone in terapia intensiva, oggi ne abbiamo 8. Ecco, sulle terapie intensive vi faccio l'esempio della sola Padova, che ne ha 3 degli 8. C'è di fatto un paziente che è lì causa coronavirus e poi altri 2 pazienti, la bimba, che voi sapete la storia della bimba che stiamo seguendo con apprensione, che ormai la diagnosi differenziale è stata fatta, non è lì per il coronavirus, è positiva, ma la patologia che l'ha portata all'interno della terapia intensiva a cure intensive è di tutt'altra origine. E quindi è stato anche coinvolto lo Spallanzani per la diagnosi differenziale e si è identificata la patologia. Fra l'altro ci sono 3 casi in Italia con questa patologia, da quello che mi hanno detto. L'altro paziente dei 3 è in terapia intensiva coronavirus positivo, ma è lì per un infarto, e il terzo invece ha, diciamo, gli esiti della malattia che si è evoluta e ha 90 anni. Il totale dei decessi sono, numero tondo purtroppo oggi, 2100. Abbiamo sostanzialmente 297 decessi in più rispetto al 18 di maggio. Ad oggi la situazione, e la tabella che vi ho introdotto l'altro giorno, è questa. Abbiamo in Veneto 1789 positivi. Gli isolati, li avete visti, sono 6.565. Quindi sostanzialmente oggi in Veneto il 27,25% degli isolati sono positivi. Sostanzialmente 1 su 4 di coloro che sono in isolamento sono positivi. I sintomatici
In questo momento in Veneto, tabelle fatte stamattina, sono 135 su 6.565, cioè tra tutti gli isolati in Veneto, 6.565, ci sono 135 positivi, cioè ovvero il 2,06%. Non positivi, scusate, sintomatici, cioè questi sono coloro che hanno sintomi, cioè su 6.565 persone che sono chiuse in casa, in quarantena, il 2% ha sintomi, quindi un numero basso che corrisponde a 135 persone. Se poi andiamo a vedere questi sintomatici rapportato ai positivi chiusi in casa, ne viene fuori che i 135 sui 1.789 che sono positivi in casa ci dà un 7,55, cioè 7,5% dei positivi ha sintomi oggi in Veneto. 7,5% dei positivi ha sintomi. Per tradurla in parole povere, che se avessimo avuto il 7,5% dei positivi con sintomi ad aprile, marzo, febbraio, avremmo fatto, avremmo avuto di meno il fiatone, invece allora il virus aggrediva e ti mandava in terapia intensiva, in infettive, anche perché si sovrapponeva spesso a malattie respiratorie, malattie del raffreddamento e altro. Allora, se voi vedete il bollettino di oggi, vedete con chiarezza che ci sono 119 positivi. La partita importante delle vacanze sta pesando. Se voi andate a vedere il dato di Treviso, che ne ha, se non ricordo male, 72, giusto? Dei 119, vi dico che noi ne abbiamo recuperati 35 e sono tutti turisti che provengono dalla Croazia, in una giornata solo. Io non voglio diffondere allarmismo, però vi dico che oggi il tema vacanzieri è un tema che pesa, perché trovarsi a Treviso 35 persone che non si conoscono tra di loro, che vengono tutte dalla Croazia e sono tutte positive, capite che ci dà un indicatore non da poco, che è un indicatore importante, che si aggiunge poi ad altri positivi che sono, fra l'altro, stanno testando ancora altri 250 lavoratori dell'AIA. Sapete che su Treviso c'è anche questo focolaio nel macello dell'AIA, ma di 198 testati solo 5 sono positivi. Quindi abbiamo i 5 appunto del macello, poi ancora spedizionieri, poi altre realtà, insomma diciamo che l'ordinarietà è stata superata da quello che è la straordinarietà, ovvero questi vacanzieri che rientrano. Sostanzialmente questa mattina, assieme agli assessori Lanzarin e Bottacin, abbiamo fatto anche una lunghissima videoconferenza con i direttori generali. Il sentiment è molto chiaro, cioè noi stiamo rafforzando i punti di accesso rapido. Ricordo a tutti i cittadini che tutte le ULSS hanno dei punti di accesso rapido, che sono cosa? Sono sostanzialmente dei punti dove ognuno dei vacanzieri, ma io direi anche di chi ha qualche necessità, perché è inutile che chiudere fuori dalla porta chi ha febbre o sintomi è necessario un tampone, possono recarsi dalle 7 del mattino alle ore 13, sabato e domenica compresi. Quindi tutte le ULSS ce li hanno. Io ho detto oggi, o che abbiamo chiesto oggi ai direttori di fare un ulteriore comunicato, se lo mettete anche nei vostri articoli, nei vostri pezzi, per ricordare gli indirizzi di questi punti di accesso rapido, che rendono ancora più semplice la vita dei cittadini. E rispetto a questo vi dico che farò, adesso non so se faccio un'ordinanza o faremo una circolare, adesso capiremo giuridicamente, per fare anche qui test a cittadini che provengono dalle zone della città di Adige, nella Francia meridionale, dall'Occitania, perché lì c'è un mega focolaio che è interessato ostelli, campeggi e quant'altro, e abbiamo notizia, e ci viene data direttamente ovviamente dalle autorità internazionali, notizia di molti turisti che si sono ritrovati infettati in Gran Bretagna, in Olanda, ne abbiamo in Germania, e quindi adesso io darò questa disposizione e faccio appello che se qualcuno è stato nella Francia meridionale, è stato per caso ad Agge,
non so come si pronunci, Asch, non so, vabbè, come casè, e in Occitania, quindi Francia meridionale, si reca appunto da vacanziere o per viaggio, per trovare che so i parenti o quello che è, e si reca ai punti di accesso rapido e facciamo il tampone anche a loro, insomma. Oltre alle 4 a Spagna, Grecia, Croazia e Malta, adesso ci aggiungiamo anche l'Occitania e la Francia meridionale, visto e considerato che leggevo che hotel, campeggi, ostelli, ristoranti hanno poi creato una sorta di... loro hanno, anche oggi hanno trovato 38 positivi e soprattutto si stanno ritrovando in Austria, Olanda, prima ho detto Germania sbagliato, e Gran Bretagna. Stiamo lavorando a un progetto di rafforzare questi punti di accesso rapido, lo sta facendo l'assessore Lanzarini per quanto riguarda la parte clinica e di sanità pubblica e l'assessore Bottacin per quanto riguarda poi tutto il tema del coordinamento della protezione civile e quindi anche di eventuali problemi di logistica. Questa mattina ho parlato col ministro Speranza, questa mattina presto, poi ho parlato anche con il presidente regionale della FIMG Crisarà e con il presidente nazionale Scotti, Silvestro Scotti, perché noi siamo preoccupati del fatto che abbiamo i test rapidi, abbiamo in pancia le saponette, i pungidito, insomma chiamatele come volete, il test che si fa con la goccia di sangue. Voi sapete che vogliamo, in accordo con il governo, testare tutto il personale delle scuole. Il governo ci ha detto di aver fatto un accordo con i medici di base, abbiamo qualcheduno che sembra non si renda disponibile. Io veramente faccio appello ai medici di base perché 90.000 operatori divisi per i medici di base, viene fuori quello che ne fa tanti, fa 20 saponette, cioè fa 20 pazienti. Stiamo parlando dei propri pazienti che insegnano o lavorano a scuola. Quindi è fondamentale, e lo dico per il principio di collaborazione e l'ottimo rapporto che abbiamo con i medici di base, che sono in assoluto un anello diciamo fondamentale della catena di tutto quello che riguarda il servizio di sanità pubblica. Però adesso in questo momento chiedo un ulteriore sforzo, considerate che noi abbiamo necessità che si crei questo network sul territorio e dia risposta a queste 95.000 dipendenti della scuola, che è giusto che siano testati prima dell'apertura della scuola in Veneto, e così accade anche per gli altri colleghi nelle altre regioni. Se avete domande? Colleghi, Zambon, Branzan e Giorni, Giacomusso. Buongiorno, volevo chiedere rispetto Buongiorno. a questa ordinanza o delibera, a seconda di come lo vedete, per il test su chi torna dalla Francia meridionale. Noi abbiamo intervistato il professor Lippi, credo non sia l'unico a pensarla così, forse si dovrà arrivare a testare chiunque arrivi da un paese altro. Le chiedo, è economicamente sostenibile? Ci state pensando, i test rapidi in questo potrebbero... Ma io, guarda, io eviterei, non conosco il professor Lippi e da quello che mi risulta sia anche un grande scienziato, cioè, però vorrei dire, cioè la versione ottimale della gestione del coronavirus sarebbe che avessimo un ago in vena con una macchinetta che ogni istante ci dice se siamo diventati positivi, cioè, per estremizzarla, no? Avessimo un microchip sotto cute che ci dice in ogni istante il dato sul coronavirus. L'estremo opposto è non fare il test a nessuno. Di mezzo poi ci sta il buonsenso. Cioè, vi ricordo che non è che bisogna essere, diciamo, come si può dire, laureati in medicina per capire che ognuno che fa il test, più test fai, più tranquillità hai. Però ragazzi, oltre un certo limite, io vorrei ricordare che, a parte che c'è un limite economico, ma di là di questo ce n'è anche uno di operatività, e considerate che parla una regione che ha in attivo 1.400.000 test. Cioè non vorrei che il mondo si dividesse tra quelli che hanno capito tutto e quelli che non fanno quello che hanno detto quelli che hanno capito tutto. Cioè testare tutti i cittadini del Veneto è una bellissima idea,
però resta una grande suggestione. Se operativamente noi schierassimo tutti per testare tutti, quando abbiamo finito il giro, cioè, comunque non potremo certificare che non abbiamo positivi dentro per gli ospedali o in isolamento, tra i testati che consideravamo negativi. Lo dico perché penso che il professore abbia ragione. L'ideale sarebbe avere il test per tutti, ma fisicamente, operativamente diventa... Considerate che fra l'altro parla chi, siamo qua in 3, si è permesso, come si può dire, di entrare nel negozio di cristalli e rompere anche qualche vaso quando abbiamo lanciato il tampone rapido. Ci siamo sentiti dire che non funziona, che non è il sistema per fare sanità pubblica. Adesso prendo atto che è stato validato dallo Spallanzani, prendo atto che è entrato in un'ordinanza nazionale e prendo atto che ormai tutta Italia e tutto il mondo parla di tamponi rapidi. Prendo atto che ci sono ormai 10-11 ditte, e che vuol dire che non avevamo sbagliato. Questo ci permette di fare molti più tamponi. Però guardate che i costi non sono irrilevanti. Un tampone rapido oggi sul mercato costeranno di meno tra qualche mese, ma viene sugli 11 euro, 10,5, 11. E quando tu ne fai 20.000 al giorno, voi capite che passi di 200.000 euro al giorno. In un mese sono 6 milioni di euro, in un anno sono 72 milioni di euro. Questi sono i numeri. Ma per far nulla, cioè 20.000 test al giorno, non per fare chissà che. Il che vuol dire 20.000 test al giorno sono 3 per 2 6, sono 600.000 al mese, sono 7.200.000 all'anno. Vuol dire che ci mettiamo quasi un anno per fare tutto il giro del Veneto. E quando ci giriamo indietro ritroviamo 5 milioni di veneti che dicono mi fai il test. Cioè, questa è la storia. Parlavo solo di chi torna dall'estero, non di tutta la Ma popolazione, però è vero. vorrei ricordare, perché quando si parla di questi numeri qua bisogna conoscerli. Vorrei ricordare che il Veneto fa esattamente 70 milioni di presenze turistiche. Allora, che differenza c'è tra uno che torna dall'estero o uno che viene dall'estero da un punto di vista epidemiologico? Nessuna. Quindi noi dobbiamo fare 70 milioni, facciamo 30 milioni di test e li dobbiamo concentrare in 3 mesi. Vi ricordo che nelle spiagge facciamo 32 milioni di presenze turistiche solo sulla sabbia d'estate. Vi ricordo che il 66,5% delle nostre presenze turistiche sono stranieri. Capite che sono numeri da paura? Cioè, se ci andasse anche bene, scremando un po' di qua, un po' di là, noi dobbiamo fare circa 20 milioni di test. Sono tanti. No, sono impossibili, non tanti. Senta, un'altra domanda. Oggi Ricciardi, in nome del numero di contagi che sta crescendo un po' ovunque, dice forse sono a rischio sia la riapertura delle scuole che le elezioni. Io le volevo chiedere cosa ne pensa. No, soprattutto sulle scuole, è un tema che ovviamente... Voi domani dovete fare i titoli, Ips ed Ixit, lui l'aveva detto, io l'avevo detto. Ma dove erano tutti questi scienziati quando noi sostenevamo che il periodo più sicuro era quello di luglio? Cioè, ve lo ricordate? Penso che voi avete una rassegna stampa da far paura su sta roba qua. Non voglio fare polemica, dico semplicemente che qualcun altro diceva invece che il periodo più pericoloso era luglio, ma se tu vedi la curva che fa così, immagini che a un certo punto farà anche così, no? E allora eravamo nella piena discesa, fai ste robe, fai le elezioni, ma pensare di non aprire le scuole, cioè guardate, vuol dire abdicare intanto il ruolo fondamentale, che è la massima espressione della civiltà, che è quella della formazione dei nostri ragazzi. Bisogna aprire le scuole. Bisogna aprirle in questa fase di convivenza, bisogna fare come i coreani che hanno fatto anche le elezioni ad aprile. Vi ricordate quante volte l'abbiamo detto? La Corea è andata a votare ad aprile, la Francia a giugno, noi no. Noi bisogna star fermi, tranquilli. Quindi le scuole il 14 si riaprono. Ma guardate, noi ci stavano pensando direttamente. Ma no, ma come facciamo a non garantire la formazione ai ragazzi? La dobbiamo aprire in sicurezza, ma la dobbiamo aprire, ma se figuratevi. Le scuole materne e asili aprono. Sì, primo settembre 06, Grazie. Prego. Manzan. Torno sulle scuole, Presidente. In alcune province, mi pare che è sorto il tema come fare i controlli, quindi i tamponi ai professori. Lei ha accennato a questo incontro, questo
questo confronto con il ministro Speranza e poi i medici di base. Qual è esattamente lo scoglio, cioè quanti sono i medici che si rifiutano e qual era, le chiedo, il piano che avevate predisposto, cioè come i professori dovevano farsi se il tampone, se andavano medico a scuola, se andavano dal medico di base, cioè il piano operativo. Allora, il piano è frutto di un accordo tra il governo e i medici di base. Questa è un'iniziativa del governo che noi ospitiamo, condividiamo, ma ci mancherebbe altro, potessimo farne anche di più, e la garanzia di questo accordo è che ogni medico di base avrebbe testato i suoi insegnanti o i suoi operatori assunti presso la scuola, suoi intendo come pazienti, cioè non è che il medico di base deve fare random, fa solo i suoi pazienti che lavorano nel mondo della scuola. In ambulatorio. Premesso che sostanzialmente sono 95.000 potenziali pazienti, toglietene anche 5-6.000 o anche di più, 10.000 che non avranno un medico di base e vengono da fuori e quelli li facciamo noi volentieri, ne restano 80.000 che sono più o meno 20 per ogni medico, vuoto per pieno, negli ambulatori. Allora, la partita non è ancora chiusa, so che i loro vertici stanno ragionando assieme, perché poi hanno anche loro, al loro interno avranno un dibattito. Noi siamo a disposizione. Ci sono delle province nelle quali c'è già un assenso, mi hanno detto, non so, di Verona che si sono già accordati, Belluno che sono già accordati, forse Vicenza? Vicenza no. No. Vicenza non hanno trovato accordo. Vabbè, insomma, cercheremo di avere un esito perché noi vorremmo vedere uscire le saponette che noi stiamo distribuendo, perché Specifichiamo perché il tampone non è tampone. sì, sono saponette queste. Perché, Arrivate direttamente da Puri. sì, ci hanno mandato il materiale e noi lo distribuiamo tramite le ULSS ai medici di base. Ovviamente lo stiamo distribuendo in funzione del fatto, sì, in funzione del fatto che il medico abbia aderito, no? Però noi siamo fiduciosi del fatto che insomma ci sia una sorta di chiamata di popolo e che si riesca a fare un bel lavoro assieme. D'accordo Presidente, ma quando lei ha parlato stamattina con il Presidente regionale della FIMS e quello nazionale, cioè i medici che cosa hanno... No, loro non chiedono niente, hanno detto che hanno gran parte degli associati che hanno già aderito, altri con i quali devono incontrarsi cercheranno di fare in modo di chiudere tutta la partita. Questo mi hanno detto. Hanno ancora un paio di settimane a disposizione e ne approfitteranno. Dopodiché, ovvio che noi restiamo sempre presenti con i punti di accesso rapido, eccetera. Non resterà un insegnante da testare o un operatore, però è pur vero che l'accordo è un accordo nazionale tra il governo e i medici di base. Grazie. Regioni e Giacomo. Buongiorno. Buongiorno. A tutti, ci può illustrare questa app regionale che dovrebbe essere operativa? Quella di contact tracing è quella più che altro di sanità pubblica, ma ancora non abbiamo neanche presentazione, niente, abbiamo un muletto, un prototipo. Ma, no, ma non si sovrappone a Immuni. Immuni fa un'altra attività, cioè la nostra app che nasceva fra l'altro prima non rileva la vicinanza, è un'app di sanità pubblica dove tu sai dove hai il positivo, dove hai l'isolato, il quale interagisce con l'app e ti dà e quindi ci dà anche uno spaccato in base agli isolamenti degli eventuali focolai. Quindi è interattiva, ma non è... È un modo anche per il paziente di avere un contatto con Esatto. il medico piuttosto che l'ospedale. Sì, ma non è quella del mio vicino col telefonino o un altro Bluetooth, quella è Immuni che è un'altra roba. Un'altra cosa, si diceva che appunto per aprire le scuole, visto che sono partiti i contagi, ci sarà l'obbligo per i bambini da 6 anni in più di indossare... Ma io sono contrario. Sono contrario perché noi dobbiamo cercare di fare in modo che sti ragazzi, sentite, io capisco dei 6 anni, ma 6 anni un giorno, 7 anni, 8 anni, 9 anni, non è che stiamo parlando di bimbi che devono portare la mascherina 8 ore in classe, 6 ore, quello che è. Dobbiamo trovare altre soluzioni perché poi l'indicazione generale era il metro da bocca a bocca, che a me sembra che fosse assolutamente ragionevole. Banchi a reazione e poi ovviamente mascherine agli operatori,
ed infine test. Nel momento in cui voi sapete che adesso la procedura stabilita dal Ministero è bambino sintomatico, si fa il test, si fa il tamponcino, dopo 2 giorni si ripete il test, se è negativo il prima si ripete dopo 2 giorni e poi se è negativo finisce lì. Se invece è positivo si va a testare tutto, si testano tutti i contatti stretti che saranno la classe e gli operatori eccetera. Stanno in quarantena? Prego, chi? Stanno in quarantena se vengono testati anche tutti gli altri bambini? Sì, cioè nel senso che vengono testati e dopodiché si vede se sono positivi o negativi. Ovvio che se un bimbo è positivo dovrà farsi la quarantena. Il bimbo e la classe, nel senso, attenzione, no, la classe in base ai positivi, perché comunque i test continuano, cioè non è che di default si isolano subito, cioè continuiamo con i test ogni 2 giorni, questo è quello che... comunque guardate, se volete noi vi diamo, cioè io ve l'ho spiegato per sommi capi, c'è tutta la procedura da parte... È un'anticipazione questa, però questa è un'anticipazione che vi possiamo dare, però stiamo parlando di Istituto Superiore di Sanità qui. Quindi fermatevi al doppio test e poi i test eventualmente dei contatti se c'è la positività al secondo test. Sentite, guardate, qualcuno ci scrive ogni tanto e dice ma ci sarà coercizione, portano via il bambino col servizio, queste robe qua, cioè, sono fantasie. Cioè. Il bambino ha dei genitori che saranno informati e poi gestiranno tutto come si gestisce la varicella, l'influenza. Solo dalla classe, se ha sintomi viene allontanato dalla classe, chiamano i genitori, va a casa e va dal proprio pediatra. Sì, come tutti i bimbi quando hanno qualsiasi malattia a scuola. Cioè, non è che viene caricato su una camionetta di carabinieri e porta. Io ho letto robe, vabbè, che catastrofistica, sempre da scrivere qualcosa. Sì, buongiorno, volevo chiedere, se non ho capito male, parlava di rafforzamento dei punti di accesso per fare Rapido. E quindi non solo i vacanzieri, ma chi allora? A chi è che viene ampliato? Alla bisogna. Cioè, chi ha bisogno di farsi, chi ha una prescrizione per fare un tampone, chi ha sintomi, perché poi se uno ha la febbre, onestamente, se ha vicino a casa un punto di accesso rapido, verificato che ha la febbre, come si fa a dire vai dal tuo medico, fatti prescrivere, cioè evitiamo queste complicazioni. Quindi io, senza nessuna pezza giustificativa, ma dicendo non so, la febbre o dove sono stato, posso... Noi la vediamo così, stiamo tentando di riaggiornare il piano su questo fronte. Sì, quindi ma da oggi sta cosa oppure bisogna aspettare? No, dobbiamo mettere in piedi sto piano, adesso dovremmo vedere un po' anche gli aspetti giuridici, però andiamo verso questa direzione. Lo abbiamo dimostrato con i vacanzieri. Se ci pensate, il complicatore avrebbe detto il vacanziere va dal suo medico di base, si fa fare la prescrizione, fa il tampone, abbiamo tagliato tutta questa fase qua, ma solo in Veneto si fa, no? Che cerchiamo sempre di sburocratizzare. Non c'è nessun call center da chiamare, si va lì, tampone e via. Come struttura siete interessati in qualche modo oppure no alla organizzazione di tutto quello che si muoverà per le elezioni del 20 e del 21? Sì, lo sta seguendo l'assessore Bottacin, Ministero degli Interni, c'è sta storia del... Dopo magari vi facciamo dire 2 parole all'assessore, magari alla fine, vi lascio con gli assessori se avete da chiedere. Altro? Poi, non so se è una domanda, forse un po' ingenua, Prego. Siccome durante questi mesi spesso veniva citato il modello matematico che aveva adottato la Regione nel prevedere l'aumento dei contagi, ed era un metodo che si era alla fine rivelato piuttosto attendibile, nel senso che si sbagliava di poco. Che cosa prevedete per esempio per il mese di settembre, se questo metodo viene ancora utilizzato per calcolare cosa accadrà le prossime settimane? Guardate, ne ho parlato ieri con gli ingegneri e va a nostro avviso ricalibrato, perché diciamo la fonte dei dati che avevamo a febbraio è diversa. Cioè voi pensate che noi abbiamo gli ingressi dall'estero che sono una variabile non da poco. Quando Treviso si becca 35 vacanzieri che arrivano dalla Croazia positivi, cioè noi quest'inverno avevamo come si può dire, una foto di famiglia che era stabile. Oggi abbiamo frontiere aperte, movimentazione che destabilizza il modello matematico. Quindi lo stanno ricalibrando, ovviamente per evitare, perché se tu butti dentro questi dati non tenendo conto che hai infezioni che vengono da fuori,
i dati sono tutti sballati, anche le proiezioni sono sballate, ma ad oggi, guardate, noi ad oggi, ve lo ripeto, abbiamo 118 persone in ospedale e 8 persone in terapia intensiva. Cioè, questi sono i dati nostri. Cioè, se mi chiedete dal punto di vista ospedaliero c'è un'emergenza, vi dico di no. C'è emergenza personale, poveri degli 8 che sono in terapia intensiva, dei 118 che comunque se ne stavano meglio a casa, ma non siamo in emergenza. Avete sentito qualche medico che vi ha detto che non riesce più a dormire, che deve... Cioè, no, cioè, stiamo gestendo la situazione, abbiamo ben altre patologie che ci preoccupano. Fra l'altro su West Nile, che è una zoonosi, no, trasmessa dalla zanzara, noi siamo già in piano, cioè magari qualcuno dice ma ogni tanto ve lo dico perché dopo non salta fuori fra 6 mesi, io l'avevo detto e loro dormivano. Cioè, noi siamo col piano, se volete un giorno ve lo presentiamo anche, magari diamo anche, però non vorrei inquietare i cittadini con questa storia West Nile che la seguiamo da anni ormai, no? Non è un'ipotesi di pandemia come quella, almeno al momento sembra, come quella che abbiamo avuto col coronavirus. Però l'indicazione che diamo ai cittadini è quella, siccome stiamo parlando di zanzare autoctone, e c'è anche un nome stranissimo che non riuscirei neanche a ricordarvi, l'indicazione è quella di usare gli spray protettivi, le creme protettive contro le punture da zanzare. Avete visto nell'Odigiano hanno già avuto 3 casi. E poi per chi riesce fare disinfestazione. Disinfestazione vuol dire utilizzare o per i grandi spazi, chi ha giardini fa quella importante, oppure ci sono sul mercato, se uno c'ha un piccolo giardinetto, 3 cespugli, va al supermercato, si compra adesso magari dopo arriva tutti quelli che dicono se bisogna usare ste robe, però insomma si compra la boccia spray che magari tratta le 3 piante che ha. Spiace, stiamo parlando di un insetticida, però dall'altro c'è la salute del cittadino. Ancora Zambon. Sì, solo un'ultima cosa, Presidente, è collaterale al tema Covid, però si è discusso dei rimborsi forfettari per le trasferte dei consiglieri regionali. Lei a suo tempo aveva fatto un appello abbastanza accorato di tipo morale. Lo confermo. Però a quanto ci risulta è stata una reazione un po' a macchia di leopardo. Sì, faremo, ci stiamo attrezzando, vedremo di alcune parti del Consiglio. So che il Presidente Ciambetti, l'ho visto anche ieri, sta lavorando su questo fronte. Ci sono oggettivamente da parte della norma degli impedimenti e quindi oggi si va o sul fronte della volontarietà o sul fronte della norma. Comunque la norma verrà presa in mano, questo poco ma sicuro. Quindi adesso sarà una questione di tempi, ma si riprenderà in mano. Però è Ciambetti che sta seguendo queste cose, non voglio neanche parlare di attività che sta seguendo bene il Presidente del Consiglio. Prego. Altre domande? Danza. Volevo capire un po' meglio questa roba, Presidente, del piano di accesso diretto che sarà incrementato. Quindi tendenzialmente, se vi fate il piano, se vi aggiornate, uno ha bisogno, ogni dubbio, eccetera, potrà presentarsi. Sì, questa è la sua idea. Questa è un'idea che stiamo portando avanti, che oggi non possiamo anticipare come assunta, e quindi datemi una mano a comunicare correttamente, però è pur vero che abbiamo chiesto intanto per i vacanzieri, ai direttori generali, di aumentare un po' di più la rete. Adesso nelle prossime settimane vi daremo contezza del sistema, se funziona, non funziona e se giuridicamente sta in piedi. Però abbiamo visto che un grande punto di criticità nella partita del coronavirus è stata quello del testing, nella prenotazione, nel chiamare un numero, e allora uno dice mi prenoto il prelievo del sangue, ma però funziona anche che vai lì e te lo fai il prelievo, no? Allora, il tampone molecolare prevede, per carità anche l'altro prevede degli operatori, però insomma diciamo che il test rapido è un po' più fast, no? Perché tu lo fai e poi ti dà il risultato. Noi l'abbiamo fatto stamattina, ad esempio, per il controllo di routine e come operatori, e cioè, vedi, 3 minuti è già il risultato, cioè questo tutti e 3 sani. E una faccia di mai.
Però usiamo le mascherine. Ecco, lì volevo arrivare. Abbiamo segnalazioni che arrivano poi da tutto il Veneto, anche dai centri più turistici come Venezia, che sembrano essere tornati, ma soprattutto sono i locali che si muovono. I presidenti della regione possono sollecitare controlli da parte della polizia locale, della polizia di Stato, di qualsiasi forza dell'ordine, visto che l'obbligo delle mascherine dalle 18 alle 6 sembra farsene un baffo? Allora guarda, a noi non competono i controlli. Io non ho mai creduto che la coercizione, star lì a far multe, serva. Il tema è che se voi vedete l'età media si è abbassata. C'è qua una curva dall'età media, 39 anni. Questo è quello che è accaduto da febbraio ad oggi. La vedete? La curva la vedete, no? Capite che sopra siamo a 70 anni e finisce a 39. Questa dà una dimensione di quello che sta accadendo. E alla luce di questo l'invito alla mascherina. Guardate, adesso c'è anche un periodo particolare, non parlo di politica, però dico che c'è il periodo della campagna elettorale. Sarebbe un bel segnale che tutti coloro che fanno campagna evitino gli assembramenti, perché uno può anche incontrare i suoi sostenitori in maniera molto più. Si utilizza anche una sorta di smart working in campagna elettorale, no? Si possono fare anche dei webinar. Io li ho visti fare durante il lockdown, c'era gente che faceva politica tranquillamente con mega sessioni di webinar. E poi che magari noi per primi, che siamo coinvolti, diamo buon esempio, no? Dell'utilizzo della mascherina. A me capita spesso essere in giro, qualche cittadino mi chiede toglila per la foto, no? Basterebbe cominciare e anche magari invitare tutti all'inizio di qualche riunione qualcosa, di chiedere distanziamento, di ricordare che siamo in un periodo delicato e particolare. Tutto qua. È un fatto culturale, no? Come vi ho detto l'altro giorno e chiudo, cioè non è che si chiede il sacrificio della vita, cioè portare una mascherina. Se poi anche questo in un paese nel quale ormai le regole sono tutte arbitrarie, va bene, prendo atto, ma non è la morte portare una mascherina. Ve la portate voi? Io vi ho sempre visto in mascherina, è una vita che non vi vedo più dal vivo. Cibino che abbiamo visto adesso. Mascherina nera. Ma va di moda? È per uno con ematoma. Chiudiamo qui ragazzi. No, vi lascio all'assessore Bottacci che vi dà aggiornamento sulla partita importante elezioni protezione civile e poi l'assessore Lanzarin vi dà un aggiornamento anche rispetto alla scuola che ha fatto anche una videoconferenza ieri e vi parla appunto del tema scuola. Grazie, buon lavoro. Fabrizio, via sopra. Allora, velocissimo, per quanto riguarda le elezioni, ancorché non sia ancora definito nel massimo dettaglio, però i seggi si svolgeranno regolarmente e quindi con le forze dell'ordine che in modo particolare controlleranno tutto, ma in modo particolare il divieto di assembramento, quindi mantenimento del distanziamento sociale, eccetera. Anche lì si accede, siccome è area chiusa, si accede con la mascherina, quello che conosciamo già. Rimane il tema che si sta definendo degli isolamenti domiciliari e dei positivi che sono a casa. Quelli che sono in ospedale potranno votare con le dovute cautele, come sempre accade nei seggi allestiti negli ospedali, mentre invece quelli che sono in isolamento domiciliare dovranno, se vogliono votare, comunicarlo, fare una richiesta al proprio sindaco nei 5 giorni antecedenti la data del voto, comunicando che sono appunto in isolamento domiciliare e saranno allestiti dei seggi speciali. A noi è stato chiesto supporto come protezione civile perché i seggi speciali si sposteranno con gli scrutatori per andare a prelevare, cioè a far votare la gente al domicilio. Questa è l'ipotesi attualmente più accreditata in fase di consolidamento. Nel caso specifico noi chiederemo il supporto fra le varie organizzazioni di protezione civile alla Croce Rossa. Ovviamente le persone arrivano tutte
con la visiera, con il camice, con quello che serve per poter far votare i cittadini. Non è ancora definito il massimo dettaglio, quindi vi anticipo questo dato, ma insomma il tema vero è quello degli isolamenti domiciliari, insomma, che va affrontato. Per il resto invece si svolge tutto regolarmente con l'utilizzo della mascherina. Vengono allestiti nelle RSA, comunque vengono allestiti i seggi itineranti, li chiamo così, nel senso che c'è una parte degli scrutatori rimangono nel seggio fisso, una parte si recano nella RSA, ma questo da sempre, e in questo caso si recheranno ovviamente con le apposite dotazioni di protezione individuale, e quello accadeva anche prima, insomma, nelle RSA si accedeva lo stesso. In questo caso l'ipotesi attuale è proprio, oltre che nelle RSA, di andare anche nelle abitazioni delle persone che ne fanno richiesta, insomma. Assessore Lanfranchi. Allora, diamo qualche informazione in più rispetto allo screening delle scuole, questo mi interessa, credo, no? Allora, è una partita completamente nazionale, quindi una partita che ha deciso il Ministero della Salute insieme al Ministero della Pubblica Istruzione. Da questa partita quindi il commissario Arcuri ha fatto una gara per 2 milioni di test sierologici, quindi il pungidito per capirci, quindi è questa la saponetta come la chiamiamo noi. Sono già stati consegnati una settimana e mezzo fa il quantitativo per il Veneto, quantitativo che è arrivato dal Ministero dell'Istruzione, che quindi ha conteggiato i docenti e non docenti, perché il test si fa ai docenti e non docenti, dal 0 fino alle superiori, compresi gli istituti professionali, non sono inserite le università, quindi si arriva fino agli istituti superiori, compresi gli istituti professionali. Il nostro contingente, quindi ci sono arrivate 96.000 circa, 95.000 qualcosa saponette, sono state già distribuite in ogni azienda sanitaria in base ai propri numeri, ai distretti delle aziende sanitarie, che hanno iniziato i rapporti diretti con i medici medicina generale per consegnare poi le saponette ai medici medicina generale. Come diceva il Presidente, è un accordo nazionale, che però sta trovando delle difficoltà poi a livello locale tra le varie sigle, quindi c'è ancora in questi giorni tutto il confronto con i sindacati dei medici medicina generale. In qualsiasi caso è chiaro che qualora i medici medicina generale non fossero disponibili, le aziende sanitarie insomma si metteranno a disposizione, insomma, ecco. In qualsiasi caso, una volta fatto il test serologico, la saponetta, nel caso di risultato incerto positivo, subentra quindi l'azienda sanitaria con il tampone molecolare per la conferma. I test iniziano da lunedì 24, perché bisogna farli prima dell'inizio dell'anno scolastico, quindi si partirà subito con quelle scuole che hanno i rientri o iniziano dal 1° di settembre e poi anche con le altre fino al 14 di settembre. È su base volontaria, quindi gli insegnanti, i docenti e non docenti, insomma, si devono rivolgere proprio all'MG o comunque alle altre istituzioni. Siamo d'accordo con le aziende sanitarie, dopo l'incontro di oggi, che la volta di domani, che avranno quindi finito il confronto con i propri medici di medicina generale aziendali, quindi in ogni singola azienda, faranno anche un comunicato per informare, qualora ci fossero delle zone sprovviste, dove andare a fare il test e in che orari. Prego. Ma io non ho ancora capito perché ci sono delle resistenze locali, cioè vogliono soldi, vogliono un'organizzazione del lavoro diverso, ritengono di essere operati di lavoro, ritengono che non fa parte dei loro compiti, cioè perché ci sono queste resistenze? Non ti so rispondere, nel senso che io non ho fatto un incontro a livello regionale, ma gli incontri sono stati fatti a livello aziendale, quindi ogni singola azienda ha fatto l'incontro con i propri medici di medicina generale di quell'azienda di riferimento. Poi la partita era una partita che era stata diciamo così, insomma, portata avanti dal ministro Speranza con le sigle nazionali.
Dopodiché, insomma, ci sono delle resistenze, però dovete chiederlo a qualche singola azienda, insomma, nello specifico. Possono esserci i motivi che tu citavi, però non ho fatto incontri io a livello regionale, ma ogni singola azienda ha fatto incontri a livello aziendale. Io volevo chiedere, Poi, siccome abbiamo scritto su base volontaria, ma non abbiamo ben capito, quindi il personale si sottopone a test su base volontaria. È su base volontaria, questo è stato specificato e scritto a livello nazionale. Quindi se uno non vuole... Non può essere obbligato a farlo, però è su base volontaria. E questo è una possibilità di... Però noi abbiamo il compito, e quindi chiedo anche a voi, di passare il messaggio che quindi insomma ci sia l'informazione, c'è la possibilità di fare questa cosa, quindi è bene che tutti lo facciano, insomma. È prevista la possibilità comunque che ci si possa nuovamente sottoporre un test durante l'anno? Oggi noi non abbiamo, oggi come oggi non abbiamo messo in piedi nessuna strategia per il sistema scolastico da quando partirà. È chiaro che vedremo l'evoluzione, anche l'evoluzione rispetto, come diceva il Presidente, test rapidi, insomma, rispetto alla diagnostica e anche rispetto a quello che citava il Presidente, ossia le istruzioni, insomma, diciamo i protocolli che usciranno, penso in qualche giorno, dall'Istituto Superiore di Sanità rispetto al mondo scolastico, quindi a come trattare i casi positivi, isolamenti, tamponi, quant'altro, rivolgersi al medico di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, sono citati anche loro in quel documento, quindi vedremo quando uscirà in maniera ufficiale questo documento, poi per organizzare l'attività da settembre in poi. E con questo direi che possiamo